Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di venerdì 25 marzo 2022. Sotto controllo i 2 incendi divampati negli ultimi giorni a Longarone. Nella notte sono stati presidiati dai vigili del fuoco i focolai ancora attivi a Fortogna e Soffranco. Resta ancora chiusa per ragioni di sicurezza la strada provinciale 251 della Val di Zoldo e Valcellina. Veneto Strade ha comunicato che la riapertura ci vorrà almeno una settimana. La regione intanto ha dichiarato lo stato di crisi. Collezione di armi non denunciate, un 90enne ex militare ora in pensione è accusato di detenzione abusiva di armi e di violazione della legge 895 del 1967 relativa al controllo delle stesse. Disposta una perizia psichiatrica per stabilire se l'ex generale è in grado di affrontare il processo. A Santa Giustina un uomo è stato arrestato per aver rubato una bicicletta. L'episodio si è verificato lo scorso 19 marzo. A compiere il gesto un pluripregiudicato residente in provincia, colto sul fatto da un vicino mentre sottraeva il mezzo dal giardino di un'abitazione. Sul posto sono giunti i carabinieri. Per l'autore del furto sono scattate le manette, mentre la bici, del valore di circa 600 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. È scomparso da 3 giorni Giorgio Santomaso, 58enne agordino, ora residente a Trento. Le ultime notizie risalgono a lunedì sera, quando l'uomo è stato visto per l'ultima volta uscire di casa. Al momento della scomparsa indossava una giacca a vento rossa e scarpe da ginnastica dello stesso colore. Attualmente, nonostante l'avvio delle ricerche su segnalazione dei familiari, non sono stati rilevati indizi utili a rintracciare il 58enne. Ritrovato ieri pomeriggio invece un anziano di San Nicolò di Comelico, per il quale erano scattate le ricerche dopo il mancato rientro a casa. L'82enne era uscito dalla propria abitazione la notte precedente mettendo in allarme i familiari. L'intervento di soccorso alpino della Val Comelico, Guardia di Finanza di Aurunzo, Vigili del Fuoco e Carabinieri, oltre alla decisiva segnalazione di un uomo in località Collare a Santo Stefano di Cadore, ha permesso di rintracciare l'anziano in buone condizioni. Passiamo allo sport. Hockey, il Cortina saluta i playoff di Alps League. Decisivo il KO subito ieri a Collalbo in casa del Renon, con gli altoatesini portatisi sul 3-2 nella serie al meglio delle 5 gare che metteva in palio l'accesso alle semifinali. Dopo aver ottenuto 2 successi nei primi 2 incontri, gli ampezzani si sono fatti rimontare e infine scavalcare nella sfida decisiva per il passaggio del turno, uscendo sconfitti 5-1 nel match disputato ieri sera. Calcio Serie D, torna in campo domani la Dolomiti Bellunese, a riposo la scorsa settimana per la sosta in concomitanza con il torneo di Viareggio. Al Polisportivo di Belluno arriva l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina, seconda in classifica. Una squadra, l'analisi del tecnico dolomitico Renato Lauria, che cercherà fino alla fine di vincere il campionato. Gara al via alle 15 sotto la direzione arbitrale di Gianluca Renzi di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Scardovi di Imola e Claudio Feccheta di Faenza. Sci di fondo, altra medaglia per Iris De Martina al Festival Olimpico della Gioventù Europea in Finlandia. Dopo l'oro nella 5 km a tecnica classica, l'atleta di Padova ha conquistato il bronzo nella sprint a tecnica libera. Oggi la fondista comigliana sarà impegnata nella staffetta mista, dove l'Italia è tra le favorite. Infine la pallavolo Serie 3, derby Veneto per la Darol Logistics Belluno, che domenica alla Spes Arena riceverà il Volley Team San Donà, sesto in graduatoria. Sfida al via alle ore 18. Sul fronte femminile in Serie B2, Belluno in campo domani alle 20:30 per la sfida contro Villadies Fermaderbe, formazione della provincia di Udine che occupa attualmente il 3° posto in classifica. Gara complicata nella quale le ragazze di coach Pavei dovranno comunque cercare punti in ottica salvezza, visto che a 5 giornate dal termine del campionato si trovano in terzultima posizione. È davvero tutto per questa edizione della Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.